Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti che disgraziatamente abbiamo perso la nostra fotocamera. Colpa mia che ho premuto tardi il pulsante. Va bene, allora, ce la faremo lo stesso, spero. E allora andiamo avanti con la situation. Allora, là c'è qualcosa che lampeggia. Una moneta magari? Una moneta, esatto. Una delle tante che abbiamo trovato in giro per 10 monete vale. Andrò a vedere cosa servono queste monete, se sono semplicemente dei collezionabili o se servono a qualcosa. Perché sbloccano qualcosa, non lo so, non ne ho idea. Allora, qui si può aprire. Allora, prima di andare qui, andiamo a vedere qui. Nasconditi. Chi c'è? Ah, eccolo là, lo vedi, lo vedi. È il nostro caro amico H. Holmes, eccolo lì, guardate, guardate, guardate. Pensi di starli ancora molto o di andartene, tanto per capire? A quanto pare se n'è andato. Ah, allora volevo vedere sopra qua se c'era qualcosa, ma non c'è niente. Qui sopra c'è qualcosa? No. Bene, allora andiamo nella nostra porta qui. Ah, ce l'ha aperta. Mmm, interessante. È una bambola o un cadavere? Ma nasconditi dove? Ah, mamma mia. Non ho capito dove nascondersi. Ma ci ha tramortiti o ci ha uccisi? Non ho ben capito. No, mi sa che c'è solo tramortiti. Ho la nostra amica qui. Cerca una via di uscita. Facile parlare. Qua è chiuso. Ehi, non sono una cazzo di cavia per i tuoi esperimenti! Questo è quello che dicono tutti quanti. E adesso? Cosa è successo? Ah, non c'è niente. Apri. Oh. Questa è la stanza della nostra amica di prima o sbaglio? Oddio. E adesso qua ci divertiamo. E sono sempre più complessi. Allora. Eh, esamina.
Mm, allora, questo, questo e questo. Dopo c'è questo, dopo c'è questo in teoria, che porta a questo, questo e infine questo. Dovrebbe essere così, sì. Oh, il primo colpo ci abbiamo qua. Lampo di genio, guarda. Preso anche il trofeo. Ti pareva? Sì, molto bene. Oltrepassa, dai. Sperando che non si chiuda finché siamo in mezzo. Va bene, andiamo avanti. Le porte chiusa, chiusa. Qui c'è un'altra porta che sarà chiusa anche questa, probabilmente. Sì, è chiusa. Bene, ma non troppo. Allora, c'è quella lì aperta. Probabilmente sarà l'unica porta che andremo dentro. Neanche controllo le Che altre. cazzo? Allora, c'è questo. Esamina. Ah, la moneta, va bene. Abbiamo recuperato un'altra moneta e adesso c'è qualcosa qui? No. Vediamo. Ah, c'è una fessura. Ah, non so dove sia andato a prenderlo, però va bene, non importa. Oh, ma che cavolo. Una stanza per registrare? Evidentemente sì. C'è questo qui. Esamina. Gesù, telecamere ovunque. Siamo molto ben osservati. Partiamo da qui. Ah, solo su e giù si sposta poco a destra e a sinistra. Va bene. Dopo. Piaceva fare streaming, guarda. Tre schermi. Avevo un computer abbastanza di ultima generazione a guardarlo. Esamina. Oh! Ma che sia vero o un automa? Vuoi sapere che si provi ad essere un assassino? Sei mai stato al Museo d'Arte in Celle? C'è un dipinto di questo tizio, non ricordo il nome, ma è famoso. Dipingeva quarti di bue macellati appesi ai ganci. Se porti una persona normale in un macello, non riuscirà a non vomitare. Ma la stessa scena in un dipinto diventa subito arte. Tra le due cose non c'è differenza. Ah, non proprio. Non guardarmi così. Sai che ho ragione. Hai capito? So che hai capito.
Tu devi creare qualcosa di unico, suscitare nella gente emozioni mai provate prima, distruggere l'illusione di avere il controllo sulla propria vita. Prova a pensare al gesto più intenso che hai mai compiuto, alla cosa più bella che hai mai creato. Credimi, non è nulla di fronte allo spettacolo della vita che abbandona un corpo. Osservare la paura nei loro occhi, sentire il loro corpo che si divincola, ascoltarli supplicare, pregare. Il momento in cui loro capiscono di essere giunti alla fine. È allora che lo senti. Quella è vera arte. È questo che devi essere. Un artista, uno scultore, un architetto. Vedo i tuoi occhi brillare, agente Monday. No, non mi inganni. Oh, guarda un po', eh? Sarò io, tuo primo? Accomodati, eh? Sono qui. Questa stanza è insonorizzata. Non devi neppure aspettare che passi un aereo in cielo. Eccoti qua. Ora ti vedo. Niente male. Davvero niente male. A mani nude si sente meglio, eh? Ma le lame sono molto più scenografiche. Hai del potenziale, agente Monday. Se davvero vuoi essere un artista. Un po' inquietante. Però bella quella frase lì che ha detto a mani nude si sente meglio, ma con le lame è molto più scenografico. Ma non è Dumè comunque, perché Dumè era un po' più scuro di pelle. Merda, ci è mancato poco. Lo scopriremo? Chi lo sa? Su, andiamo! Ah, saltate la corrente, riuscite a aprire il muro? Abbiamo... Abbiamo una luce, sì. Qui non c'è niente. Mm, non vorrei distaccarmi troppo. Ah, là c'è una cosa che riampere. Cos'è? Ah, il famoso... Questo libro non è del tutto inutile. Visto? Ma forse non c'era niente dall'altra parte da guardare, vabbè. Ah, ce l'ho fatta appena in tempo. Andiamo! Ma si può tornare indietro se volessi? No, non mi lascia, va bene. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Esamina. Questa invece è chiusa? No, apri. E là? Mi senti?
ci farà fare il giro delle oche sicuramente. L'armadio non ci arriviamo. Un po' di confusione in questo posto. Questo è uno esame. Ah, Spare Room codice 1999. Ricordiamocelo, eh. Ma non l'ho preso in mano adesso. Sì, ma io voglio leggere la parte sopra. Non mi lascia. Non mi lascia più. Va bene, pazienza. Mm? Bethany. Bethany. Che sia il nome di qualche ragazzina, qualche bambina magari. Please stop. No, non piangere, mamma. Ma chissà che vorrà dire. Arkansas. Questa settimana il corpo del cosiddetto mostro dell'Arkansas è stato trafugato dalla tomba da sospetti ladri di cadaveri. Il famigerato serial killer, il cui il vero nome era Manny Sherman, è stato giustiziato giorni fa e il suo corpo è inumato in un imprecisato cimitero di Springdale, Arizona. Il portavoce della polizia locale ha dichiarato in conferenza stampa: crediamo che sia opera di fanatici del serial killer e stiamo già battendo diverse piste. Riteniamo plausibile il coinvolgimento di più sospetti, ma non escludiamo la possibilità di un gesto individuale. Sebbene il luogo preciso della sepoltura sia sconosciuto nei forum online di appassionati serial killer, sono circolate voci al riguardo fin dal giorno dell'esecuzione di Sherman, interpellato dalla stampa. Il portavoce ha aggiunto: è da sciocchi dichiararsi ammiratori di certi assassini. Se costoro fossero al corrente delle atrocità dei crimini commessi come lo siamo noi, come siamo noi delle forze dell'ordine, eviterebbero di celebrare criminali tanto efferati. La polizia si è rifiutata di confermare ai media il nome del cimitero a seguito alla notizia. Mm, interessante. Beh, qui ci sarà. Concentrati. Abbiamo detto che era 1999, giusto? Giusto. Qui è dove eravamo prima. Aspetta, però, prima voglio vedere che non ci sia qualcos'altro qui in giro. Ecco, infatti. Ah, un'altra premonizione, giusto? Tutto lì. Non trovo un nesso comunque con questi quadri che troviamo in giro con le premonizioni, anche se ci sono varie parti del corpo. Una volta era la mano, vabbè, l'abbiamo capita che la mano si è rotto quell'altro, ma non c'entrava niente quel video che ci ha fatto vedere. Boh, va bene. Oh mio Dio! Ah, ma è vera la persona. Segreto trovato.
Animatrone della signora, non ho fatto in tempo a leggere. Ah, siamo ritornati. Adesso è ancora bello caldo dentro lì comunque. Ah, ma è vivo! Si è salvato allora alla fine, stando sotto lì. Fenice, giustamente, è risorto dalle ceneri. Allora, questa è chiusa. Esamina. Non si sa, non si vede, non si capisce. Vabbè. Lì c'è un'altra porta che sarà chiusa, probabilmente, esatto. No, che mi aspettavi differentemente. Piano, piano. Qua si può fare qualcosa. Apri. A questo posto non mi piace. Allora, prima di andare dentro lì, facciamoci un giretto. È aperta questa? No, questa è chiusa. Spingi. Ah, lascia. Però io... Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Ci passa per la porta che abbiamo aperto? No, non ce la fa proprio neanche portare. No, no, va solo lasciata qui allora. L'hanno messo apposta quel coso lì, quel cumulo di macerie lì. Però prima di... Non so neanche io se andare dentro di là, se andare dentro qua. Che facciamo? Chiusa. Scuro, non si vede una cazzo. Ecco. Qui cosa abbiamo? Ah, uno stemma distintivo dell'FBI. Mm. Infatti qui abbiamo anche una giacchetta dell'FBI, adesso che la vedo. Non so neanch'io. Proviamo ad andare avanti per di qui, ma forse dobbiamo andare qua prima. Ci fai andare sopra qua? Sì, e dopo? Ah, è quello qua. Esamina. Beh. Penso si riattivi tutta quanta la corrente. Presumo, sì. Così. Ti prego, ti prego, farò quello che vuoi. Questo è... Ah, è un animatrone. Ehi là, aiuto, non sento più. Ha finto, cazzo. Ti prego. Mm. Separiamo quelli... Hanno mai fatto male a nessuno. Lasciali stare. Faremo quello che vuoi. Proviamo l'ultimo qua. No. Ti prego.
Ci manca solo il primo. Ti prego, farò quello che vuoi. Ah, tutto lì c'è. No, ci sono solo questi tre bottoni e basta. Ah, vediamo. Varie parti del corpo umano nei dettagli praticamente. Questo qui è un occhio, va bene, la mano, il torace, la testa e le braccia. Va bene. Comunque abbiamo capito un po' tutti che c'è un psicopatico, ecco, diciamo. Proviamo a premere, vediamo. Aspetta, anche lì lampeggia, vediamo. Esamina. Allora, smaltimento di riflettori scherzante 2000 psi, 150 tonnellate, tenere le distanze, salire sul nastro, in qualsiasi momento può causare lesioni gravi, rischio di impigliamento, ricordarsi di disattivare, bloccare, stare lontani dal nastro in movimento, evacuare dalle scale d'emergenza. Beh, io direi di tornare indietro adesso, di fare... Qua si può aprire? No. Andiamo fuori per di qui e vediamo se andiamo dentro per di qua e ora adesso. Ah, non si vede niente per... Qui c'è qualcosa, no. Ah, c'è qualcosa qui dietro però. Esamina. Ah, una moneta. Va bene. Mettiamo via. 30 e siamo arrivati a 35. Mi sa che dobbiamo montare nel nastro adesso allora. Cioè, non è che ci siano tante alternative. Cercando di non morire possibilmente. Vabbè. Merda! Aia. Ho preso una piccola botta in testa, vabbè. Appena in tempo, eh. Mm. L'altra volta. Ma l'ho premuto giusto.
No, Aiuto! Qualcuno! Qualcuno! Prego, l'ho premuto giù. bastardo. Oddio. Merda! Niente, il nostro amico è morto. Sono io. Vieni. Grazie a Dio. Cosa cazzo è questa stanza? È un piacere anche per me, Kate. Sei viva, bene. Hai visto Mark? No. Ma ho visto Dumet. È qui in giro. Un po' di olio nelle porte magari. Gesù. Cos'è questa roba? Ha delle telecamere, registratori, un mixer con un'infinità di microfoni. Riesce a vedere tutto. E non solo. Da qui passa ogni tipo di impianto, idraulico, elettrico, c'è tutto. Può controllare l'intero edificio. Fino a dove scende? È tutto collegato. È così che gira per la casa. Praticamente da qui, Charlie esatto. direbbe che ha una psiche dissociata, che ha una maschera per addossare le sue azioni a un'altra personalità. Sarà giunto a questa teoria perché non riesce a concepire che un uomo possa arrivare a tanto. Ci sta seguendo fin dal nostro arrivo. Mark è stato visto nello scantinato. Penso sia un errore crederlo pazzo. Ha il pieno controllo di tutte le sue azioni. Ragiona solo in modo diverso da noi. E non è folle? Follia e perdita di controllo. Guarda questo posto. Questo è metodico. Non è folle. No. Qua no, non si può andare. Mettere la maschera fa... Guardate. Ma che cos'è? Il tizio che ha ucciso. Era finto. Sì, nessun custode. Ma c'era un uomo con un cappotto giallo, con le valigie. Forse era il signor Dumet. Gli errori dei genitori possono contribuire, ma la colpa potrebbe anche essere stata del padre, o di uno zio, o qualunque figura adulta. Ho psicologia pura qua. Non leggi le nostre ricerche? Io sistemo le luci. Vabbè, andiamo su, andiamo giù, proviamo a vedere se c'è qualcosa. Di certo corrisponde al profilo. Bullizzato da piccolo, pieno di rabbia. Da adulto No, può essere andiamo diventato su. un genio incompreso o un fallito, nient'altro. Tanto penso che sicuramente ce lo farà passare tutto, quindi. Di qui! Questa mappa ha tutti i giochetti e le pareti mobili. In questo posto è tutto finto. Controlla ogni cosa da qui, è una fabbrica di morte. Già. Dovremmo usarlo contro di lui. D'accordo. Qual è il tuo piano? Ok, ecco.
Lui è qui, giusto? Se noi lo attiriamo in questo corridoio e lo blocchiamo con queste due pareti mobili, non potrà più uscire. Intrappolato. Ok, ma come lo attiriamo proprio in quel corridoio? Una di noi dovrà fare... Da esca. Giusto? No, scordatelo. È troppo rischioso, Jamie. Anche lasciarlo libero. Anzi, è ancora più pericoloso. E dai, Non possiamo permetterci errori. sarò io l'esca. Idea mia. Va bene, però... Se vedi che si mette male, scappa via subito. Puoi contarci. No, fiducia. Puoi usarlo come arma, se serve. Lo terrò stretto. Può essere più utile a me. Ok. Direi che basta così. Facciamolo. Segui il piano. Ovviamente. Quindi come usciamo? Il secondo piano sembra in costruzione. Preparati. Devi essere veloce. Intrappola lui, non me. Ok. Diamoci dentro. Comunque ci siamo già due morti, eh. Ah, non ci ha fatto passare tutto però così. Vabbè, pazienza. Esatto, altre monete? Altre monete, dai. Però sono un po' diverse, cioè hanno un disegno diverso uno dall'altro. No, questa qua vale due solo. Il corridoio a destra. Aspetta, prima di fare... Esamina. Ah, ci Era fosse... sulla mappa? Boh, penso di sì. C'era scritto 5-6. Io ho appena letto un numero qui in giro da qualche... Ecco qua, 5. Qui sotto c'era il 6. Qua è chiuso. Dai, va dentro. E adesso? Ah, qui dietro. C'è il nostro uomo dietro. Guarda! Oltrepassa. Altre stanze non finite. C'è un'altra moneta? Sì. Va bene. Intaschiamo. Ah, questa qua ne valeva 10. Questa è... Boh. Ah. Il nostro amico. Dobbiamo andare qui in teoria adesso, giusto? Sì. Qui apri. Ah, è la stanza, esatto. Infognante direi, almeno per me. Dopo. Questa non mi lascia guardarla. Qui è la stanza dove c'era prima l'altra che si è rinchiusa. O sbaglio? La cassaforte. Apri. È lo stesso identico posto.
Sì. Merda! Giochiamo, stronzo. Ah, sto facendo tutto da solo. Saltiamo. Scappa. No, no, non è il momento di bleffare con questo. Fatalità. Disperazione. Kate! Proviamo. Aspetta, ti prego! Ah, ho scelto bene. Allora. E come ha fatto, scusa? Jamie! Corri, cazzo! Merda. Oh mio Dio. Cazzo. Stanno praticamente giocando al gatto e al topo. Jamie! Bello. E adesso? Merda! Che cos'è? Un pulsante. E un segno di inversione. Che cosa? Merda, no! Presto! Presto! Jamie! Kate! Penso... Se premo la parete cambia direzione. Cioè, verrà verso di me? Sì! Mi ucciderà se non lo premo! No, aspetta! Lo so! Se invece lo premo, sarai tu a morire! Oh, maledetto Dumet! È esattamente ciò che vuole! Dovrai essere tu a scegliere chi tra noi morirà! Mi spiace tanto! Sfida, dai. Al diavolo! Io non ci sto, non posso farlo! Non ti uccido! Mi spiace. Non ti uccido, ma ti uccido. No, ti prego, no. Non voglio morire, come puoi farmi questo? Fanculo, Jamie! Jamie, non voglio morire. Non così, no, non così, ti prego! Kate, io... Ti prego! Ho cambiato idea all'ultimo secondo. E siamo a quota 3. Un modo di andarsene davvero straziante. Jamie ha infine scelto di uccidere Kate. So che non andavano sempre d'accordo, ma ha dimostrato una freddezza davvero inattesa. Jamie ha scelto di non salvare Erin quando poteva. L'ha condannata. Privata dell'ossigeno, è soffocata e morta. Charlie
È riuscito a fuggire dalla fornace, salvo poi cadere dritto tra le grinfie di Dumet. Il suggerimento che ho dato è stato utile? Forse ne vuoi un altro? Sì, ne voglio un altro. Vediamo un po' se Sir Arthur può aiutarci. È tratto, ecco, dall'uomo dal labbro spaccato. L'hai letto? Dovresti. Un compagno fidato è sempre molto utile, e tanto più se è un cronista. Sembra che l'ultima frase sia perfetta per me. È ora di ricominciare. Spero che queste chiacchierate siano utili, non intendo risultare intimidatorio. Osserverò i tuoi progressi, come sempre. Osserverò attentamente. Avrai sensi di colpa per il resto dei tuoi giorni. Oh, ah, è vivo il nostro amico. Adesso è tramortito allora, sì. Chiuso. Ho appena in tempo, eh. Bravo.
Mamma mia che veloci. Nasconditi. Uh. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. No, troppo veloce. L'ho fatto io troppo veloce. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ah, le premonizioni di prima. Uguali. Sta caricando la scena, portate pazienza. Ma è ancora viva? Sì? Beh, è stata brava a salvarsi dopo quel volo lì comunque, eh. Vediamo se la facciamo stavolta. Dio, buon lungo, eh. Allora, signori, io mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie e canale. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.